Ieri, alla presenza di autorità e di numerosi addetti del settore, è stato inaugurato al Centro Tori di Intermizzo SPA, azienda leader nel settore della genetica bovina, a Valle Vecchia di Caorle, il nuovo laboratorio di sessaggio del seme. Una struttura all'avanguardia che è situata nel complesso di Veneto Agricoltura, Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, vedrà impegnati 10 tecnici in 3 turni nell'arco delle 24 ore. Il laboratorio è dotato di un'innovativa tecnologia di sessaggio del seme per la predeterminazione del sesso del nascituro, l'unica con ablazione laser disponibile sul mercato globale. In pratica, agli allevatori di bovini da latte verrà data la possibilità di utilizzare in stalla un seme sessato di altissima qualità. La regione del Veneto è dagli anni '80 che investe nel miglioramento genetico degli allevamenti, finanziando l'acquisto dei tori e le prove di progenie, ed ora sarà dotata della migliore tecnologia grazie al supporto della regione del Veneto. Intermizoo, società gestita da Veneto Agricoltura, è proprietaria di oltre 230 selezionati tori di razza frisona che si posizionano in vetta alle classifiche tecniche che ne stabiliscono il valore riproduttivo. Oltre 1.200.000 le dosi di seme prodotte ogni anno ed esportate in 55 paesi. Questi importanti risultati, ottenuti da una struttura d'eccellenza tutta veneta, sono a disposizione non solo degli allevatori della nostra regione, ma di tutta Italia e del mondo. All'inaugurazione ha presenziato il senatore De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura al Senato, l'assessore regionale all'agricoltura Caner, i consiglieri regionali Dolfin, Barbisan e Pavanetto.